In Sardegna l'epidemia continua a rimanere sotto controllo e negli ultimi giorni sono registrati solo una manciata di casi, una curva dei contagi che continua a puntare decisamente verso lo zero, ma questo fatidico numero ancora non è stato raggiunto, segno che il virus continua a circolare sotto traccia tra la popolazione. Per avere un quadro attendibile della diffusione del contagio nell'isola, che stando ai dati attuali conta 250 comuni immuni su 377, dal 18 maggio nell'isola inizieranno i test sierologici nazionali che dovrebbero mappare la diffusione del coronavirus al di là dei numeri ufficiali. Il governo ha previsto 150.000 test in tutta Italia, mentre nell'isola saranno 5.000. A scegliere il campione di cittadini l'Istat e l'Istituto Nazionale di Statistica. Spetterà poi alla Croce Rossa contattare i singoli cittadini per effettuare il test. Il soggetto individuato potrà poi accettare o meno se partecipare all'indagine epidemiologica, ma la Regione è anche pronta ad effettuare una propria campagna di test che partiranno dal Sassarese, che conta 2/3 dei contagi nell'isola. Si tratta di una campagna di 40.000 test che saranno analizzati in 4 laboratori a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Intanto si va completando l'operatività delle USCA, le unità speciali di continuità assistenziale, i team sanitari di pronto intervento composti da 3 medici e 4 infermieri che dovranno bloccare sul nascere eventuali focolai, isolando i soggetti positivi e avviando, ove possibile, un trattamento domiciliare della malattia. Le USCA saranno 4 per ASL, rimarranno operative 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20. Oggi è stata l'ASL di Olbia ad attivare quelle che opereranno in Gallura, in particolare a Olbia, Tempio e alla Maddalena.